Maria ci aiuta a custodire la virtù della speranza, che non è solo speranza di vita oltre la morte, ma che anche qua sulla terra il bene possa vincere il male. Nella chiesa intitolata Nostra Signora della Speranza a Francolano, il vescovo Gianpiero De Vasini ha richiamato alla responsabilità comune di tutti i fedeli. La responsabilità nostra di semplici fedeli, chiamati ogni giorno a essere seminatori di pace, nelle piccole grandi scelte che ogni giorno compiamo. Per gli abitanti di Francolano la devozione a Maria, venerata sotto questo particolare titolo, nasce da un pensiero maturato negli anni in cui la comunità si riuniva in un garage. Da quando era ancora una cappellina ai piedi di un palazzo vi era da un lato la speranza di diventare comunità, non tanto parrocchia quanto comunità, dall'altro lato proprio perché dentro la preghiera cara a tanti della Salve Regina vi era l'invocazione Speranza nostra salve. Allora una signora anziana ha detto: ma perché non chiamiamo così la nostra Madonna, la Madonna della Speranza? Benché Francolano sia una realtà di passaggio, chi vi risiede è animato da tanta passione e fede, una bella testimonianza di comunità cristiana. Ci sono persone che per la festa passano le notti a mettere i fiori, a preparare la pesca di beneficenza, proprio perché c'è questo affetto, questo sentimento che non è solo sentimento popolare, ma è proprio una venerazione a Maria. La riflessione del vescovo nell'omelia ha preso spunto dalla lettura del Vangelo, che narrava la parabola in cui il regno dei cieli viene paragonato ad un banchetto di nozze. Il banchetto rappresenta il regno ed il regno è offerto a tutti, ma per entrarvi occorre fare proprie le logiche di Gesù. Accettare l'invito e assumere le logiche del regno significa fare esperienza di festa.